Sapete dove nasce questa canzone? Questa canzone nasce all'estremo ovest, diciamo all'estremo est dell'Italia, questa nasce all'estremo ovest, la Val d'Aosta. In realtà è un po' fuori dalla Val d'Aosta, verso la Francia. E che cos'è questa canzone? È una promessa di matrimonio, una promessa di fidanzamento più correttamente. Una promessa di fidanzamento che nella canzone c'ha 18 strofe. Ma oggi noi ne faremo solo 2. Quelle che sono state poi scelte per un filmato che è rimasto nella memoria di tutti, alla conquista del K2. E Teo Usuelli, che è l'autore, l'ha arrangiata e armonizzata in una maniera meravigliosa che racconta la montagna prima del matrimonio o della promessa che vorrebbe la canzone stessa. Ed è con questo spirito nostro alpino che ve la vogliamo cantare. Bella rosa di primavera.